Ciao a tutti, oggi siamo a Francoforte alla Buchmesse 2019, che è la fiera più grande del libro del mondo. Ti stai divertendo, Alessandro? Fiera del libro più importante del mondo, una fiera enorme con più di 7.000 espositori, tra cui Panda Edizioni. Yes. E siamo molto contenti, abbiamo fatto una serie di colloqui, trattative, abbiamo visto un po' come va il mercato del libro in tutto il mondo. Siamo molto felici anche come organizzatori del premio Giorgione Brunola, perché abbiamo trovato esposti i libri che hanno vinto e sono stati protagonisti dell'ultima edizione del Brunola. Gli scaffali Idea Planeta sono molto simili allo scaffale dei vincitori del Giorgione. Il Giorgione dell'anno scorso, il Brunola dell'anno scorso. Quest'anno è Giorgione Brunola, quindi si conferma un premio che porta bene. I libri Panda Edizioni sono esposti all'interno del padiglione Spazio Italia, gestito dall'Associazione Italiana Editori e grazie all'intervento della Regione del Veneto, che ringraziamo. Siamo orgogliosi di essere una delle 252 case editrici che sono presenti a Francoforte e rappresentiamo l'editoria italiana agli occhi del mondo. Grazie per la vostra pazienza e buona visione. Ci vediamo al prossimo Giorgione Brunola. Oh yes, ciao! Ciao a tutti, oggi abbiamo terminato la nostra spedizione commerciale alla Buchmesse di Francoforte 2019. Quali sono state le cose più importanti secondo te, Alessandro, di questa fiera? Allora, innanzitutto è importante essere a Francoforte per toccare con mano come funziona il mercato internazionale del libro. Il punto è leggere, informarsi, guardare statistiche, grafici. Un conto invece è parlare con le persone, incontrarle, stringere loro la mano, vedere dei bei libri prodotti all'estero e cercare di capire come e a che condizioni portarli in Italia tramite le nostre edizioni. Secondo te quali sono i libri più interessanti che abbiamo visto? Abbiamo occhiato alcuni testi veramente interessanti per il mercato italiano. Dei testi francesi in particolare che stanno andando anche abbastanza bene in Francia e che sembrano essere, secondo noi, promettenti. Tra l'altro Panda pubblicherà quest'anno, 2020, un paio di mesi, appunto il primo testo titolo stato portato in Italia, che è stato tradotto e via dicendo. Quindi molto bene. Abbiamo visto anche un altro paio di case editrici interessanti nel catalogo, abbiamo parlato. E l'anno prossimo cercheremo di avere degli appuntamenti, di legare e di iniziare nuovi rapporti commerciali. Interessante soprattutto la saggistica dal nostro punto di vista, cioè cose molto valide per il nostro mercato. Un'altra cosa importante che è successa oggi, abbiamo parlato con Arnold Maurer, di cui abbiamo fatto anche il video e le foto, abbiamo perfezionato la pubblicazione del libro sui tramezzini nella sua versione in lingua tedesca per il mercato germanofono.